terzo giorno. Maria, guida nel nostro cammino di fede. Sembra davvero difficile sottovalutare l'importanza della Madonna nella vita, nello spirito e nell'opera di Don Bosco. Egli è uno di quei santi che meglio hanno messo in luce la figura di Maria come elemento centrale e non periferico del disegno di Dio. Ha dimostrato con la prova dei fatti che la devozione mariana è una dimensione costitutiva e non accessoria della fede. Non lo ha fatto su un piano teorico, riflessivo, teologico, spirituale, ma su un piano pratico. Riflettiamo insieme sulle parole del nostro amato Papa Francesco espresse nell'esortazione apostolica Gaudete et Exsultate. Dice così: per essere santi non è necessario essere cardinale o vescovo, sacerdoti, religiosi o religiose. E spesso ci troviamo a pensare che la santità sia un privilegio riservato a coloro che possono ritirarsi dal mondo per dedicarsi interamente alla preghiera, e questo è bellissimo, ma non è così. Ognuno di noi, nel contesto delle nostre vite quotidiane, siamo chiamati a vivere con amore e a offrire la propria testimonianza di fede. La strada verso la santità è quella indicata dal Signore Gesù, ma su questo cammino ci accompagna anche sua Madre Maria. Lei è la forma viva di Dio, il modello perfetto che ci mostra come conformarci a Lui. Maria è il grande stampo di Dio attraverso il quale lo Spirito Santo plasmò l'uomo Dio, Gesù stesso. Nel bambino Gesù, infatti, si uniscono la natura umana che quella divina. Chi si affida a Maria e si lascia plasmare dallo Spirito Santo acquisisce una bellezza e una santità uniche. È sicuramente la via più veloce e rapida per la santità. E per noi, famiglia di Don Bosco, è importante ricordare che lo Spirito Santo rivelò a Don Bosco il segreto per conoscere Maria. Lei è come un giardino segreto da cui attingiamo dalla fonte sigillata l'acqua della grazia in abbondanza, da distribuire generosamente ai giovani. Maria non trattiene per sé, ma ci conduce sempre a Gesù. Lei è l'eco meravigliosa di Dio, e quando noi gridiamo Maria, lei risponde Dio. E c'è un ultimo punto che mi piace ricordare. Trovare Maria non significa essere esenti da croci e sofferenze. Anzi, Maria dà a tutti i suoi figli sicuramente un pezzo di quell'albero della vita che è la croce di Gesù, ma come una buona mamma con il suo bambino di fronte a una medicina amara, cerca di addolcirla con la sua presenza. Così Maria ci rende partecipi della croce di suo Figlio. Che questo insegnamento ci guidi nel nostro cammino di fede e ci ispiri a seguire l'esempio di Maria nella ricerca della santità.
Bueno, hola, mi nombre es Leandro. Mi chiamo Leandro, ho 38 anni. Vengo da Parque Patricios, Capital Federal. Oggi mi trovo nell'Hogar de Cristo Padre Vescovo Jorge Novak di Don Bosco, Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Sono venuto a Hogar de Cristo in questa casa salesiana chiedendo aiuto perché avevo un problema di consumo da sostanze stupefacenti e mi hanno accolto. Lì ho imparato il motto di Hogar de Cristo: ricevi la vita così come viene. Abbracciala, accompagnala. Ho potuto incontrare Don Bosco, un buon padre che accoglie tutti, nessuno escluso. Chi ha bisogno, gli emarginati, poterlo includere nell'istruzione, nel lavoro, nel gioco. In questo posto sto facendo la scuola secondaria. Quest'anno, a Dio piacendo, ho finito. Meno male. Sto frequentando i corsi presso il centro di formazione professionale Rosticceria Pizzaiolo. La verità è che questo posto mi ha ridato la vita. Sono felice di essere qui perché posso accompagnare altre vite, altri compagni che arrivano come sono arrivato io. Poter accompagnarli, parlare loro dell'amore di Don Bosco, parlare loro di Maria Ausiliatrice, della fede, dell'amore, dell'abbraccio, del contenimento, dell'empatia. Essere in grado di mettermi nei loro panni e abbracciarli come mi hanno abbracciato quando sono arrivato. Non importa da dove venissi, di dove ero. Solo che l'unica domanda era: hai bisogno di aiuto? E mi hanno abbracciato e accolto. Ho realizzato il sogno della mia vita dopo aver attraversato un processo nella casa e aver trovato me stesso, i miei valori, i miei principi, le mie capacità. Sapere che la vita vale la pena, che ho il potenziale per dare, che voglio essere felice. Una cosa che mi ha insegnato la casa, la squadra e la famiglia che mi accompagna è la dignità. Sii degno, vivi come tutti gli altri, con un lavoro, con un progetto, con i desideri, con l'amore familiare. Quindi sono molto grato per questo. Questo è il mio sogno, essere felice. Realizzare il mio sogno è lasciarmi aiutare, lasciarmi accompagnare, parlando soprattutto della fede, di Don Bosco, di Maria Ausiliatrice, delle messe, delle parrocchie. In ogni messa posso lasciare tutto di me, i miei pesi, le mie tristezze, le mie angosce. L'impossibile è poter partire rinnovato e incontrare una famiglia che mi abbraccia, che mi accompagna, che mi incoraggia. Ho dei progetti, mi sento bene, mi sento vivo, mi sento realizzato. Tutti i traguardi che ho raggiunto qui, grazie a questo posto, oggi ho ritrovato il senso della vita. Mi sento realizzato. Quest'anno finirò le scuole superiori. Ho potuto affrontare un problema alla mia bocca dal punto di vista della salute. Ho potuto recuperare i legami con mia madre, con i miei figli. Stanno bene e io sto bene. Ogni giorno che passa mi dà più voglia di andare avanti con questo nuovo progetto di vita. Condivido i miei sogni con la vita che mi circonda, con i frutti che posso portare oggi, della fiducia, dello studio, dell'amore per gli altri, dell'empatia, del mettersi nei panni dell'altro, incoraggiando a vivere una vita dignitosa, a non essere quelle persone che erano fuori da questo, emarginate, senza progetti, che vivono una vita a metà, senza viverla. Penso che da questo lato posso condividere i miei sogni. Siamo degni di vivere una vita felice e dignitosa, con gli studi, con il lavoro, l'educazione, con i progetti e con i desideri. Con il mio lavoro contribuisco da parte mia a dare alla casa ciò che la casa mi ha dato. Insegnamento, amore, valori, educazione. Qui al centro di formazione professionale abbiamo un panificio dove facciamo il pane. Facciamo sport, calcio, gite didattiche con il direttore dell'istituto.
Ogni uscita ci insegna come condurre una vita dignitosa, come vivere e come far parte della società. Una società che ci include e non ci esclude. E questo grazie alla casa, a Don Bosco, a Maria Ausiliatrice, perché oggi possiamo trovare un senso alla vita. Possiamo essere parte di tutti e vivere con dignità. È questo che mi piace di più, la dignità. Uno dei sogni di Don Bosco era quello di essere felice, ora e nell'eternità. Oggi sono felice e voglio che anche gli altri siano felici. E quiero che los demás también sean felices. Vergine Maria, Tempio dello Spirito Santo, che sei sempre stata accanto al tuo Figlio con tenerezza e discrezione, non abbandonarci nelle prove del viaggio, ma prendici per mano e sostienici nei momenti bui in cui la fede vacilla. Portaci a Gesù, fonte di grazia, affinché possiamo attingere da Lui con abbondanza l'acqua viva, da distribuire generosamente ai giovani per alleggerire le loro sofferenze e dare vita nuova ai loro cuori inariditi dalle dipendenze, dal piacere effimero, dalla solitudine. Amen.